Giovedì 16 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crevas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani locali. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Quel violentatore si poteva fermare. Tra gli arresti per gli orrori nella casa di riposo di San Donà, siamo in Veneto, un operatore già condannato a Belluno per reati simili ad Agordo. L'avvocato Bettiol tuttora legale della vittima gordina. La soluzione in appello a Venezia, un caso da riaprire. Tutto questo si sarebbe potuto evitare, ha amareggiato l'avvocato Stefano Bettiol, amministratore di sostegno dell'anziana gordina che denunciò di essere stata violentata da quell'operatore sociosanitario che nel 2018 lavorava in casa di riposo ad Agordo. Lui e Davide Barresi, ora in cella per gli orrori nella RSA veneziana, è accusato di violenza sessuale su 3 ospiti di quella struttura. Il reato per cui viene condannato a Belluno e poi assolto in appello. Un attimino, scusate che siamo bloccato, eccoci qui. Il reato per cui venne condannato a Belluno e poi assolto in appello. Se avessero confermato la sentenza avrebbe avuto qualche misura restrittiva, dice Bettiol, che chiederà la revisione del processo. Controlli dei NAS, verifiche sulla ristorazione per le scuole e sanzioni anche in provincia di Belluno. Cibi scaduti per le mense scolastiche. I carabinieri dei NAS hanno controllato 9 tra imprese di catering e centri di cottura ed in 2 casi hanno trovato frutta, formaggi e carne per totali 20 kg pronti per finire sulle tavole degli studenti, ma con data di scadenza ormai superata. Multati i titolari per 2.000 euro. Economia, EPTA, Costan, fatturato 2002 in crescita del 14%. Si torna a parlare anche della neurologia in provincia di Belluno. Neurologia a rischio, l'appello dell'USL per trovare medici. Più soldi e facilitazioni per gli alloggi per convincere i medici a lavorare qui. Per far sopravvivere la neurologia di Belluno si rischia di dover chiudere quella di Feltre prelevandone il personale. Intanto i concorsi continuano ad andare deserti e l'USL alza la posta per invogliare i professionisti a scegliere gli ospedali dolomitici. Più che raddoppiata l'indennità di reperibilità, alloggi a prezzo calmierato e reparti dotati delle più moderne tecnologie. Aiutateci a trovare medici è l'appello del direttore generale, perché senza di loro non si curano le persone. Feltre, Atmo e Università alleati per trovare nuovi donatori. Ancora per la viabilità bellunese, Alemagna chiusa a Longarone, deviazione fino a luglio. Falcade, morta Emma dei Pellegrini, una vita di lavoro e 70 anni di contributi INPS. Falcade e tutti gli imprenditori turistici della Valle del Biois sono in lutto per la morte di Emma dei Pellegrini, vedova Serafini, deceduta dopo una breve malattia a 92 anni. Con il marito Giovanni nel 66 partì all'avventura realizzando in centro a Falcade la pensione Stella Alpina che aveva inizialmente 19 camere. Foto di copertina, Feltre dopo aver vinto la causa per insulti diffamatori sul web, in beneficenza il risarcimento ai vigili. Vediamo in questo scatto il sindaco Fusaro, l'assessore Curto e agenti della polizia municipale con davanti la cifra che appunto daranno in beneficenza. Parliamo di 1.570 euro. Coppa del Mondo di sci paralimpico, tanta sfortuna per il campione René De Silvestro, altro richiamo che troviamo nella prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ancora sport in prima pagina, ciclismo, Milano-Torino una foratura blocca i sogni di Pietro Bon, calcio Limana Cavarzano, 11° risultato utile consecutivo in eccellenza. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia messa in primo piano è riferita a una serie di comuni bellunesi pronti a ricevere 6 milioni. Parliamo dei comuni confinanti, in questo caso con il Friuli. Le erogazioni del Fondo Letta per il 2022, solo un anticipo per il 2023. I sindaci scalpitano contributi per viabilità, cantieri pubblici e progetti per il risparmio energetico. Mense scolastiche, anche il Corriere delle Alpi come il Gazzettino riporta in prima pagina un richiamo riferito alle verifiche dei NAS, cibo scaduto per gli studenti, sequestri e multe dei NAS. Auronzo, disco verde al villaggio a 5 stelle di Meister. Auronzo dice sì al villaggio a 5 stelle di Meister. A Federavecchia ieri la presentazione. Longarone, di nuovo lavori sull'Alemagna, da lunedì tornano i disagi, si torna a lavorare sulla strada statale 51 tra Longarone e Castellavazzo, da lunedì nuovi disagi. E la foto di copertina in questo caso ci porta a Cortina, lo sci paralimpico da spettacolo a Cortina, alzabandiera dei giochi con il ministro Abodi.
Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Feltre, gli aspiranti infermieri pronti a donare il midollo. Borgo Valbelluna chiedono aiuto in municipio, sostegno a 6 famiglie. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale e poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la crisi finanziaria dopo il crollo di una banca statunitense, si passa in Svizzera, crollo di Credit Suisse e panico sui mercati. La BCE ora è al bivio, no degli azionisti alla ricapitalizzazione della banca, il rischio crack brucia 355 miliardi all'Europa. Oggi Francoforte deve decidere sul nuovo aumento dei tassi, la linea dura torna in discussione. Ed ecco il crollo delle borse come conseguenza del crollo di Credit Suisse. Vediamo che in Italia c'è stato un picco di un meno 4,61, è stata la borsa più colpita da questo crollo. Francoforte, siamo in Germania, meno 3,27, Londra, Regno Unito, meno 3,83, Zurigo, Svizzera, meno 1,87, Parigi, Francia, meno 3,58, New York, Stati Uniti, meno 0,87. Alcune dichiarazioni, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia: l'Italia è solida, le regole del nostro sistema bancario sono migliori rispetto agli Stati Uniti. Elisabeth Borne, primo ministro della Francia: siamo molto vigili, ma la situazione sembra essere assai diversa da quella del 2008. Nouriel Roubini, economista della New York University: la banca è troppo grande per fallire, ma anche troppo grande per essere salvata. E a proposito della crisi finanziaria, l'intervista a pagina 3 ad Antonio Patuelli: alzare i tassi indebolisce le banche, gli speculatori ci stanno attaccando. Ecco alcune sue dichiarazioni che troverete in questa intervista. Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana: la Svizzera non fa parte dell'UE né dell'Unione Bancaria, segue regole tutte sue. Pensiamo che ogni crisi riguardi l'Italia, ma i problemi possono anche essere lontani. La BCE deve guardare i dati reali, incluso il costo del gas ormai al di sotto di 50 euro. E ancora, ho fatto un fioretto e non parlo di MES, il dibattito in Italia è troppo politico, non ci voglio entrare. Pagina 4, lo scontro politico, migranti e MES, Meloni scatenata, l'Italia non intende piegarsi. Alla Camera c'è per la prima volta la Presidente del Consiglio che risponde al question time in diretta televisiva. L'attacco sferrato alle opposizioni, calunniate l'Italia per fini politici. L'approfondimento a pagina 4. Ma sempre a proposito di quanto avvenuto ieri in Parlamento, le duellanti, botta e risposta tra la Premier e la leader del PD, Meloni frena i brusì, Schlein attacca, non può nascondersi dietro a un dito, lei ora è al governo, sono io all'opposizione. Ecco una dichiarazione di Meloni: rendo onore alla sincerità dei colleghi del PD, è vero c'è un problema, chi ha governato fino ad ora ha reso più poveri i lavoratori italiani e questo governo deve fare quello che può per intervenire la rotta. Elly Schlein non può nascondersi dietro a un dito, presidente, lei ora è al governo, ci sono io all'opposizione, voi pensate ai rave, ai condoni, a togliere diritti alle figlie e ai figli delle famiglie omogenitoriali. I nodi dell'economia, pagina 6, fisco, l'ultimatum di Landini, notizia che ci porta al mondo dei sindacati italiani. Il segretario apre il congresso a Rimini, ovviamente in questo caso il segretario della CGIL, e chiede al governo di ritirare la legge delega. Si fermino, sarà mobilitazione, per noi è la madre di tutte le battaglie, CISL e UIL allineate. Spostiamoci all'estero, Ucraina, pagina 7, duello nei cieli, il racconto dopo l'incidente del drone intercettati i jet russi verso l'Estonia, Washington chiama Mosca, trasparenza o si rischia il conflitto. Dalla regione Veneto, irrigazione di precisione grazie al satellite in ogni punto del campo, solo l'acqua che serve. Università di Padova e Agenzia Spaziale Europea stanno sperimentando un progetto che combina rilevazioni e immagini ed è alla portata di tutti. Cronaca veneta, delitto Toffanin, parola a Maniero, l'ex boss sarà sentito il 24 marzo, una lettera anonima recapitata al PM D'Angelo che indaga, indica le persone che saprebbero tutto. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano sempre il Veneto e un fatto di cronaca nera che ci porta nel veneziano, servizi agli ospiti protette dall'omertà. Sevizie, agli ospiti protette dall'omertà. I carabinieri interrogano il personale. Dopo gli arresti con le accuse di violenze sugli anziani si cerca di capire quanti conoscessero l'andazzo e restassero zitti. Le riprese dimostrano che in presenza di parenti e medici c'erano solo gentilezze. Ecco alcune dichiarazioni. Anna Polazzona, 60 anni, di San Donà, è agli arresti domiciliari. Anche i familiari vengono sentiti per raccontare episodi dubbi e sospetti emersi negli ultimi mesi. Davide Barresi, 54 anni, di origine
d'origine catanese, su di lui le accuse più gravi prima delle ultime misure cautelari, 2 in carcere e 2 ai domiciliari, c'era stato l'arresto dell'infermiere baresi. Le notizie che riguardano la provincia di Belluno adesso da pagina 15, Fondoletta, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, 6 milioni ai comuni di confine con il Friuli, risorse per viabilità e risparmio energetico. Arrivano le quote 2022 per il 2023, solo un anticipo, i sindaci al lavoro per confermare almeno le cifre dello scorso anno. Migranti, vertice in prefettura, oggi il tavolo con i sindaci, questo per quanto riguarda l'emergenza umanitaria che interessa anche il territorio bellunese. Siamo a pagina 16, carne di cinghiale nostrana, filiera e un marchio ad hoc. È il piano a cui sta lavorando Coldiretti insieme con l'USL numero 1 Dolomiti e Federcaccia, l'idea è di formare i cacciatori e poi poter lavorare i prodotti sul territorio. Piazza Piloni, ripartito l'agrimercato, al centro Piero Rossi si cerca una nuova sede, la riflessione, anello ciclabile bellunese, opportunità turistica per le sponde del Piave, 2 approfondimenti che troverete a pagina 16. Pagina 17, rifiuti, i sindaci preoccupati per il futuro, a rischio anche la gestione del Maserotta, realtà che si trova nel comune di Santa Giustina, scaduto il termine per l'acquisto di Dolomiti Ambiente. De Pellegrin, sindaco del comune della Val di Zoldo, stiamo perdendo un'occasione. Nevegal, gara a vuoto, insieme accusa, criteri scelti dalla maggioranza. E ancora Belluno, un corso di italiano per mamme straniere. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. Pagina 18, approfondimento sul clima bellunese. Nell'area c'è voglia di scampagnate, il Parco Avventura di Caralte anticipa l'apertura 2 settimane prima del previsto, allestiti nuovi punti fuoco e il percorso didattico nel Posco in Val Montina. Siamo nel comune di Perarolo di Cadore. Pagina 19, l'ultima lingua di neve punta al 1 maggio, gli impianti sciistici cominciano a chiudere, il sistema civetta reggerà solo altri 15 giorni, Falcade una settimana in più. Il sistema Faloria ha il record dell'intero carosello Dolomiti Superski. E lo sci torna ai record pre-Covid, passaggi in crescita del 13%, Grigoletto, presidente di ANEF, anche le aree minori hanno goduto della voglia di monti, Ghezze, l'intero arco alpino italiano assoluto protagonista. Fate di cronaca a pagina 20 che hanno avuto un richiamo nella prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi e anche del Gazzettino di Belluno, alimenti scaduti per le mense e sequestri dei NAS. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno svolto accertamenti nelle aziende fornitrici dei refettori scolastici. Operazione Il Posto Magico, spacciava a Lambioi, 3 anni e 9 mesi, un richiedente asilo senegalese è stato condannato 60 giorni a una donna per favoreggiamento. E ancora a morire risucchiata dall'onda, mancavano i cartelli, responsabilità del sindaco. Mariangela Calligaro era in vacanza a Praiano, un approfondimento quindi per un fatto di cronaca giudiziaria. Passiamo a pagina 21, ristrutturazione del teatro, contenzioso sul cantiere. L'avvertenza con l'impresa non è arrivata alle carte bollate, ma il comune si tutela, ha affidato un supporto legale al responsabile del procedimento per l'appalto. I vigili diffamati sui social network donano il risarcimento ricevuto, 13 agenti avevano querelato dopo un post sui controlli anti-Covid, i 1.570 euro versati dall'autore e consegnati agli amici di San Patrignano. Salute Feltrina, i futuri infermieri in prima fila per donare il midollo osseo. Una quarantina di studenti si sono sottoposti alla tipizzazione con l'ADMO. USL e Università di Belluno plaudono all'impegno degli iscritti a infermieristica. Altre notizie brevi che riguardano il Feltrino. Feltre, medico trova l'auto danneggiata in ospedale. Ancora Feltre, sabato la donazione di 2 defibrillatori. Ambienti e rifiuti, porta a porta, Cesio Maggiore il via agli incontri, fissata la scaletta delle serate dedicate da Valpe agli utenti in vista della nuova raccolta. Restano da definire le date tra Lamon e Sovramonte. E a proposito di Sovramonte, progetto albergo diffuso, contributi più appetibili grazie al nuovo bando. Rimaniamo nel Feltrino, Arsie, escavatori auto per vigili, proventi dall'Autovelox. Arsie rinnova il parco macchine guardando alle manutenzioni e alla sicurezza delle strade. Appena consegnata una ruspa gommata, in arrivo anche una mini pala per i centri frazionali. Il sindaco Strapazzono, come promesso, reinvestiamo i fondi sul territorio. Sarei contento se non si corresse più e con l'apparecchio non facesse multe. Quero Vas, prende fuoco un silo di polveri di lavorazione. Sovramonte, palestra comunale, fissate le tariffe. E ancora Pedavena, appassionati di fuoristrada al corso base di Prealpi 4x4.
Con pagina 24 notizie che interessano la Valbelluna. Incominciamo con il comune di Borgo Valbelluna. Arriva un aiuto straordinario a 6 famiglie in grave difficoltà. Progetto A qualcuno piace welfare. Il comune impegna in totale 3.004 euro. L'assessore Corso: garantiamo la privacy, speriamo di dare un po' di sollievo. Notizia di spalle, schianto a Bribano, 2 indagati per lesioni. Ancora Sospirolo, De Bon cerca volontari per chiudere la lista alle 21, incontro a Torbe. Questa notizia per quanto riguarda le prossime elezioni che si terranno nel comune di Sospirolo. Mostre da condividere. L'Istituto Comprensivo di Mel apre i suoi spazi di Lentiai. Si chiama Adotta una mostra, il progetto che permetterà agli alunni di affrontare tematiche didattiche in modo interattivo e dinamico. Siamo a pagina 25, Longarone, riaprono i cantieri sulla strada statale 51, da lunedì deviazione e disagi. Chi scende dal Cadore tirerà dritto, chi sale dovrà deviare in zona Malcone Fiere. Il sindaco Padrin: ne avremo fino a luglio, presto vedrò ANAS per fare il punto. Si tratta in sostanza di mettere mano al ponte della ferrovia che ha serie criticità. Notizia di spalle, il lutto, falegname per 40 anni, domani l'addio a Marino Botteon. E ancora Longarone, sezione CAI in cerca di nuovi dirigenti, oppure si chiude. Siamo a pagina 26, notizie che ci portano in Agordino. La prima è direttamente a Rocca Pietore, la sentenza del Tardi. Questo c'è stato un approfondimento nell'edizione di ieri del Gazzettino di Belluno del Corriere delle Alpi. Marmolada, gestione difficile ma nessun ricorso sui confini. Lucia Farenzena: ora sediamoci con i trentini e pensiamo alla valorizzazione, e intanto si attende la pronuncia in primavera sul rispetto degli usi civici. C'è da conservare il marchio UNESCO che ci porta turisti da tutto il mondo. Il lutto oggi a Falcade, l'addio a Emma De Pellegrini. Si svolgeranno oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Falcade i funerali di Emma De Pellegrini, richiamo che abbiamo trovato anche nella prima pagina. Rocca Pietore, l'opposizione attacca sulla tassa di soggiorno, sbagliato aumentarla. Questa è la dichiarazione del consigliere Enrica Del Grosso. Canale dell'Agordo, l'auto comprata dal concessionario era stata rubata, scatta il sequestro, e ancora Agordo, in arrivo una brochure che spiega che cosa fare in caso di calamità. Pagina 27, Cortina, l'inclusione, l'unica soluzione per non parlare più di disabilità. A Cortina il tema è stato trattato sotto tutti gli aspetti in un convegno promosso dal Rotary. In ottica olimpica, confermati i ritardi nel settore accoglienza ma anche la voglia di recuperare. Per Arolo nasce uno sportello per trovare casa e sostenere chi arriva in Cadore, e ancora un mezzo per 1000 usi consegnato al comune. L'Unimox sarà utile anche in ottica olimpica, notizia che riguarda sempre il comune di Cortina d'Ampezzo. A pagina 28 una notizia invece che interessa Auronzo, via libera a Meister, il comune sposa il villaggio a 5 Stelle a Federavecchia, sala gremita ieri sera per ascoltare l'imprenditore di Merano, il sindaco. Il nostro paese oggi ha bisogno di nuovi impulsi. Ma Mountain Wireless mette subito i suoi paletti, valutazioni non corrette, dura presa di posizione degli ambientalisti. Ancora da questa pagina del Corriere delle Alpi, Volpe Bianca, le truppe alpine si addestrano a Campotrondo, con la taurinense anche omologhi reparti francesi e statunitensi. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, quel matrimonio tra donne nel Settecento svelato da un'autodenuncia al Sant'Uffizio. Fernanda Alfieri insegna all'Università di Bologna e domenica 19 marzo sarà sul palco del Verdi di Padova per il ciclo La guerra dei sessi. Dalla rubrica Giorno e Notte, Nicola Borghesi torna con gli altri di Mostri, Haters e della Vita Social. Un gran finale per la prima edizione della rassegna ideata dal TIB, spettacoli pensati per portare al teatro comunale giovani dai 15 anni in su. A Borgo Valbelluna il Polifonico di Trichiana, 40 anni e non sentirli, domenica festa in chiesa. E continuiamo con Brusa la Vecchia, testamenti e speranze, i fuochi propiziatori illuminano i paesi. Da stasera torna la tradizione in provincia, tantissimi gli appuntamenti previsti in questo e nel prossimo weekend. Domani invece al Comunale il Mago di Oz, tra musical e circo, è lo show della Romanov Arena. Concludiamo con lo sport, a Calcio Eccellenza ci pensa Fiabane al terzo minuto dalla fine, punto d'oro dell'Imana Cavarzano, grandissimo risultato sul campo del Porto Mansuet e salvezza che si avvicina sempre di più, 1-1 il risultato finale. Calcio ancora Serie D, Sina, la gioia del debutto, voglio ripagare la fiducia della Dolomiti, il classe 2005 è entrato contro Montecchio e Legnago, mister Zanini mi dà sempre molti suggerimenti. Sci alpino paralimpico, grande spettacolo sulle nevi di Cortina, l'Italia esulta con l'oro di Matzel, iniziate le gare di Coppa del Mondo con il gigante, delusione per René De Silvestro uscito in partenza.
Sci alpino, Dallanese argento speciale e Vanni bronzo gigante ai campionati italiani aspiranti. Mondo dell'hockey, un match ball per il Cortina, attenzione non è finita. L'Archer sprona la squadra avanti 3-1 nella serie vicinissima alla semifinale. Martedì sera abbiamo avuto un grande atteggiamento al Lustenau. Servirà la giusta mentalità per portare a casa il risultato. Ancora sport, pallavolo Serie 3, la Darold volatone per i playoff, servirà a fare punti con le big. Sabato il Belluno è obbligato a vincere la Spessa Arena alle 20:30 con il Montecchio, poi sarà chiamato ad una vera impresa contro due delle tre regine del torneo. Snowboard, Coppa del Mondo in Slovenia, Dalmasso sfiora il podio ed è quarta, molto bene anche Caffonte. E salutiamoci con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo da poco nuvoloso a sereno, salvo qualche maggiore presenza di nubi medio-alte nelle prime ore, quando inoltre sulla bassa pianura non sarà escluso qualche occasionale banco di nebbia. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione con Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.